Vabbè, poi lo vediamo domani. Pasqualino di Vileno. Allora, buonasera a tutti, penso che mi conoscete. Io sono arrivato un pochettino più tardi, per cui non ho seguito bene tutti quei numeri che avete detto, però ho ascoltato alcune cose e mi rifaccio un attimino a quello che stavo dicendo prima Fausto. Allora, tu stavi dicendo che questa benedetta TARES si potrebbe abbattere del 50-60%, questo non penso solo per le attività, penso per tutti quanti i cittadini, giusto? Pasquale, scusa un attimo, ti devo interrompere un attimo. No, stiamo parlando sempre di differenziato, riferendomi sempre alla differenziata. Allora, stiamo parlando, l'argomento è andamento, servizio di raccolta differenziata porta a porta, sì. Proposte di miglioramento, per cui... È una proposta di miglioramento. Va bene. Okay. Se è vero quello che sta dicendo, penso che sia una proposta di miglioramento, almeno per quanto riguarda, penso, le attività. Perché se non ho capito male quello che mi stava dicendo, poi mi la confermo. Se noi riusciamo a dimostrare che facciamo la differenziata, che la andiamo a conferire, potremmo avere dei risparmi. Questo dovrebbe succedere anche con la porta a porta che state facendo adesso a Campomarino. Perché i cittadini di Campomarino devono pagare, facendo la differenziata, tutti quei soldi? Perché pagano un sacco di soldi, paghiamo un sacco di soldi. Io non parlo dell'attività, l'attività è una cosa che va a parte. Io per quanto riguarda l'attività l'avevo iniziato a fare la differenziata prima che qua se ne parlava. Le conosco molto bene il problema. Non ho mai risparmiato una lira, ci abbiamo sempre speso un sacco di soldi. Qualcuno di voi pensa che lo sa, è uno dei primi che aveva la pressa, faceva la produzione, l'andava a consegnare, non prendeva una lira. Però se è vero, come ha detto pure il signore prima, tutti questi soldi della plastica, del vetro, della carta che noi ci adoperiamo per quelli che si adoperano, poi ci sta pure qualcuno che non lo fa, dove vanno a finire? Se noi possiamo veramente risparmiare, io penso che noi cittadini ci mettiamo la briga di, se io so che se ti porto l'immondizia tu me la paghi, tranquillo che penso che non siamo talmente stupidi quei tempi che corrono di non fare una cosa del genere. Se si mettono delle isole ecologiche dove, come ha giustamente segnalato Sebastiano, perché è veneziano, scusa, ne parliamo pure così ogni tanto tra di noi, dove io vado a conferire cittadino e tu mi rilasci un buono, uno sconto, uno sgravio, quello che è, che poi io posso presentare quando mi arriva la bolletta e dire, ma io ti ho consegnato tanto, mi devi dare 150, tu mi stai chiedendo 300, io te ne do 150, di differenza è fatto. Penso che questa sia un'ottima proposta, cioè fare delle isole centralizzate dove si va a conferire e dove si rilascia al cittadino e allora entra in campo chi produce di più paga di più. Se io te la vedo indietro non mi fai pagare. Pensare di creare delle isole ecologiche centralizzate dove si rilascia uno scontrino, dove si rilascia un ticket, un qualche cosa che poi nei calcoli ci verrà scorporato. Per quanto riguarda le aziende è la stessa identica cosa. Io come azienda posso fare la mia raccolta, la vado a conferire, mi rilasciano il buono che ho conferito, come io carico l'olio, lo scarico l'olio, perché questa è una cosa che dovremmo fare tutti, però io come azienda devo caricarmi l'olio e scaricarmelo, nessuno di questi signori qua penso che quando compra l'olio sa dove andarlo a buttare. Dove lo buttate l'olio voi? Dove lo buttate l'olio? E non si butta là. L'olio sono i consorzi che lo vanno a raccogliere, io devo pagare il consorzio che me lo deve raccogliere. Però lo paga il mio consorzio privato, lo devo pagare pure al comune, perché al comune sembra che ci sta sto consorzio, sono cose che non vanno. Quante volte paghiamo noi? Poi se mi posso permettere di dire, parlando della spiaggia, a me ancora non mi è arrivata la cartella della spiaggia, mi auguro che non mi arrivi, penso che me la dovete mandare, non so perché ancora non mi è arrivata. Però sentendo qui il numero... Della spiaggia parliamone quando ti arriva, dai. Se no anticipi l'argomento e poi non hai più argomenti di cui... No, io pensavo di dare la possibilità, cioè di pensare, di tornare come si faceva una volta, chi vuole mettere nei bidoni sa mettere nei bidoni, e comunque fare delle isole ecologiche dove chi la vuole andare a buttare, la va a buttare là e va a risparmiare. E i bidoni devono essere controllati, i bidoni differenziati controllati, ci manca il controllo, è la cosa principale di Campomarino, non c'è controllo, tutti fanno di tutto. Io sono l'unico che ha adesso i bidoni giù,
non abbiamo clienti, i miei bidoni si riempiono sistematicamente, non ho capito come. Io non lo so come si fanno a riempire quei bidoni. È sistematico. Svuotate, ci stanno gli operatori, che stava un operatore qua. Io non ho clienti. Ditemi come faccio a riempire 2 bidoni giganteschi di immondizia al giorno. Ditemelo perché io non ci faccio capace. Io non ci riesco a capire come faccio. Grazie Pasquale, grazie Pasquale.